Ferrara Raffaele, nato a Villaricca il 22/9/66, attualmente collaboratore di giustizia. Sì, in questa aula è presente il suo difensore. Diamo la parola al pubblico ministero per l'esame. Buongiorno signor Ferrara, senta, noi abbiamo acquisito le dichiarazioni che lei ha reso innanzi alla Corte di Assise Quinta Sezione Penale il 3 febbraio 2012 e il 10 febbraio 2012, processo nei confronti di Chianesi Cipriano più altri. Le farò delle domande specifiche e alcune domande preliminari. Per prima cosa volevo chiederle quando è che ha iniziato a collaborare con la giustizia lei, Ferrara? Nel 1998. Era detenuto o libero quando iniziò la sua collaborazione? Detenuto. Per quale reato era detenuto e da quanto tempo? Ero detenuto per associazione ed estorsione, in pratica ho cominciato a collaborare quasi subito. Quindi era stato arrestato da poco? Sì, dopo circa un mese. Quindi per associazione mafiosa e estorsione era stato arrestato prima della sua collaborazione? Certo. Senta, in relazione ai tempi precedenti, ci può indicare in che periodi è stato detenuto e per quali delitti? E il periodo ovviamente in cui è rimasto in carcere? Allora, la prima volta sono stato arrestato a casa mia, dove ci fu un blitz dei carabinieri, dove trovarono c'era latitante Luigi Marino, Pezzella Francesco, Busiello, di Sanno Giancarlo, eravamo in 6-7 di noi, e ho fatto circa un mese ed era 88-89. Poi la seconda volta che mi hanno arrestato è stato 93 per il caro istinto, che ci hanno arrestati insieme a Bidagnetti Francesco, Feliciello Domenico, Diana Alfonso, eccetera. E poi in 98, in 98 quando ho cominciato a collaborare. In 93 circa 6 mesi sono stato in carcere. Per il restante periodo è rimasto in libertà o aveva delle restrizioni? Se riesce a ricordarle ce lo riferisce. Sono rimasto sempre in libertà. Senta, lei quando è che è iniziato a far parte del clan dei Casalesi e quando e che tipo di operatività aveva all'inizio? Allora, ho cominciato a far parte dei Casalesi attorno 88 e subito ho cominciato a fare tutto in pratica, dalle estorsioni, omicidi, eccetera. In più per i Casalesi, anche se noi eravamo di Parete, sarebbe nello specifico, avevamo competenza per Parete, però poi ci facevano operare dove ci mandavano i Casalesi in pratica, nella zona di Napoli e altri paesi, provincia di Caserta. E in un certo periodo ha incrementato il suo ruolo all'interno del clan, se sì, da quale periodo? Ora, all'inizio il capozona storico di Parete, Feliciello Domenico. Io facevo riferimento a lui, Parete faceva riferimento a Bidagnetti Francesco, anche se il clan dei Casalesi era uno, però Bidagnetti Francesco era di sua competenza, in più aveva un debole particolare per Parete a causa della sua prima moglie, lui e i suoi figli, e l'apice diciamo così, della mia carriera c'è stato proprio con il blitz del caro istinto, dove lì è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per il Bidagnetti Francesco, il quale ha decretato che il Feliciello per lui doveva essere ucciso, eliminato, e
ha sostituito me al posto di Feliciello come referente dei casalesi nel comune di Parete. Quindi lei, dopo la sua scarcerazione in relazione agli arresti per l'estorsione a Russo, praticamente lei è diventato il capozona una volta libero di Parete? Sì. Senta, il gruppo di Parete, senza che mi si sofferma troppo sull'elencazione di tutti quanti gli affiliati, era nutrito, era composto da numerosi uomini? Sì, il gruppo di Parete, specialmente all'inizio, eravamo parecchi. In più, per esempio, come in altre situazioni che si collegavano oppure si federavano i vari capizona, parlo io, no, dei casalesi, noi come paese, come federati capizoni, eravamo Cesa, Lusciano, una parte di Trento La Ducenta, che facevamo un solo gruppo e stavamo sempre quasi tutti insieme. Ecco. Quindi era una sorta di gruppo che racchiudeva anche singoli capozona, questo? Certo, parlo di Nicola Caterino, di Luigi Marino di Cesa, parlo di Pezzella Francesco di Lusciano come capozona di Lusciano, i fratelli Cantone come una parte, diciamo così, di Trento, perché Trento La Ducenta c'era anche Dario De Simone, di questi personaggi qui che poi c'erano, ognuno di loro aveva i suoi, come si dice, il suo gruppo, il suo sottogruppo che aveva un suo clan. Lusciano, Cesa è una parte di Trento, lei noi di Parete. Senta, nel periodo in particolare, quando lei ha iniziato a operare e quando è diventato reggente della zona di Parete, chi erano i capi del clan, i soggetti apicali? Allora, quando io ho cominciato era appena morto Antonio Bardellino, c'erano ancora vivo Mario Iovine, Francesco Schiavone, Enzo De Falco, sto parlando, diciamo così, a scendere, e Bidognetti Francesco. Poi man mano i casalesi, il gruppo si è sottigliato ancora di più, diventando, come posso dire, una diarchia tra Bidognetti Francesco e Francesco Schiavone. Francesco Schiavone intende la persona denominata Sandokan? Sì, dei Schiavoni comunque ce n'erano parecchi di capi, che avevano, anche se lui era il numero uno, però degli Schiavoni c'era anche Walter Schiavone, Cicciariello, Francesco Schiavone detto Cicciariello, però stiamo parlando di Sandokan, sì. Senta, può spiegare qual era la posizione di Schiavone Francesco detto Cicciariello all'interno del clan, dal punto di vista dell'organigramma e del suo peso criminale all'interno del clan stesso? Allora, Francesco detto Cicciariello era, a me mi è stato detto che era un capo, sarebbe che aveva un ruolo di capo che era a Sandokan era seconda, Bidognetti, Francesco, io li ho come posso dire, c'era questa cosa che Bidognetti Francesco era un capo, forse un po' di più, però era un capo anche lui, come pure Walter Schiavone. Mi avevano riferito che questi qua erano i capi dei casalesi, quanto poi dopo successivamente il Bidognetti Francesco ha avuto un ruolo più forte, però agli inizi mi sono stati presentati come che erano i capi dei casalesi, essendo poi pure i cugini e fratello di Schiavone avevano un ruolo apicale è importantissimo. Senta, qual è l'ambito di operatività territoriale del clan dei casalesi? Scusi, prego. Mi scusi, qual era l'ambito territoriale di operatività del clan dei casalesi nel suo complesso? Nel suo complesso noi, allora, tutta
tutta la provincia di Caserta, sicuramente, poi che c'era qualche clan che in qualche modo, però poi si prendevano accordi e comunque era sempre supremazia dei casalesi, si arrivava fino allora tutto quello che riguardava fino verso Roma se la vedevano i casalesi, e in più andavamo pure verso la zona di Napoli, in particolare dove io ho operato pure Villaricca, Giuliano, sarebbe Mallardo, eccetera, l'alleanza dei napoletani che erano alleati in particolare Bidagnetti, però in Villaricca in particolare i casalesi avevano degli interessi particolari. Senta, dal punto di vista degli interessi criminali del clan, quali erano in particolare? O in generale, anzi, per meglio dire. Allora, i primis erano, perché il territorio era vasto, era gli appalti pubblici, poi era, l'affare dei rifiuti era uno dei pilastri insieme agli appalti pubblici, e poi diciamo così, c'erano delle estorsioni che si facevano degli imprenditori che comunque avevano delle entrate, ecco. Ma i pilastri dei casalesi erano appalti pubblici e i rifiuti. Lei ha detto i pilastri, il pilastro dal punto di vista delle utilità economiche che ne derivavano? Sì, per le casse, diciamo così, delle casse del clan, perché poi a fine mese bisognava pagare gli stipendi, che erano numerosissimi, tra gli affiliati, i fiancheggiatori e le persone che comunque ogni mese ci voleva una somma rilevante, e allora c'era questa cassa che questi pilastri la maggioranza delle entrate arrivavano da questi due appalti e rifiuti. Senta, può dare un'indicazione numerica indicativa di quelli che erano il numero degli stipendiati, fiancheggiatori o affiliati che ha indicato lei? Quindi parliamo proprio dei soggetti sotto stipendio. Sì, ogni clan, allora, come ho riferito prima, il clan dei casalesi era uno, almeno da quando io ho cominciato. Poi cosa succedeva? Che ogni capo aveva la sua corrente, e poi c'erano delle sottocorrenti che ogni paese poi riferiva al suo capo tutte le sue spese, i suoi stipendiati. In alcune volte, la maggioranza delle volte, i capi poi li volevano conoscere, questi affiliati, almeno i più importanti, e gli faceva un resoconto di tutte le spese che servivano in questo paese, e poi ogni suo capo di competenza, almeno alla cassa comune, poi richiedeva questi soldi, e la sua corrente poi distribuiva i soldi ai paesi di sua competenza. Noi, per esempio, quando eravamo tutti insieme, ci arrivavano delle somme che riguardavano, Bidagnetti ci mandava le somme, le mandava tutte a noi a parete, che poi le dividevamo tra di noi, le somme del paese di Lusciano, di Cesa, di Parete e di una parte di Trentola. Esemplificativamente queste somme, o quanto ammontavano, o comunque per quanti, dal punto di vista numerico orientativo, per quanti affiliati riguardavano come stipendi? Sì, allora, che io ricordi allora, ogni paese, la media sui 30 milioni, 20-30, adesso non ricordo con precisione, però su questa era la cifra, si arrivava sui 50-60 milioni al mese quando eravamo tutti un solo gruppo, diciamo così, federati, ecco. Qualcosa in più, noi in meno. Sta parlando di questo sottogruppo che ha indicato, Parete e gli altri comuni? Sì, parliamo solo di questi gruppi, io parlo del gruppo nostro. Sì. Sa quale fosse il bilancio del clan nella sua interezza per quanto riguardava le entrate devolute al pagamento degli stipendi?
Sempre orientativamente. Guardi, e indicativamente. Sì, allora se ne parlava, si dicevano che servivano tra i 400 e i 500 milioni al mese, una cosa del genere mi sembrava. Queste erano le informazioni interne al clan. Sì, per sentito dire, non è che io stavo lì a fare, però che la mia, diciamo così, che il mio ricordo adesso era una cifra molto rilevante, molto rilevante. Senta, nell'ambito delle strategie del clan vi era una strategia unitaria da parte del clan o dei sottogruppi nel sostenere i candidati a singole elezioni comunali, regionali, politiche, provinciali? Ha capito la domanda? Allora, diciamo così, il clan dei Casalesi riguardo alla politica, da quando io ho cominciato a far parte, allora se veniva candidato una persona o non veniva candidata dei Casalesi non c'era problema per la politica, perché loro comunque, almeno da quello che risulta a me, in tutti i comuni dove loro avevano la supremazia, comunque in qualche modo, o perché i politici collusi, oppure perché avevano paura e tutto il resto, comunque facevano tutto quello che dicevano i Casalesi. La domanda era in relazione al primo di questi due gruppi che ha riferito. Vi era una politica di sostegno di singoli soggetti per le singole elezioni che potevano rilevarsi sul territorio? Il clan si schierava per sostenere singoli soggetti, sì, a seguito di specifici accordi? Allora, io faccio l'esempio per il nostro comune, poi da quello che ho saputo. Per esempio, non è che sulle comunali poche volte, diciamo così, i Casalesi, che io ricordi, hanno messo lo zampino, almeno ci facevano gestire, magari poi li mettevamo a corrente oppure in anticipo, però sulle comunali se le gestivano i capizona, però già dalle regionali in poi oppure nazionali gestivano i capi dei Casalesi. Diciamo così, è successo a me direttamente, è successo al mio predecessore in anticipo, però ogni capozona sulle comunali aveva diciamo così, un po' di come si può dire, un po' di autonomia, ecco, ma dalle regionali in poi anche sulla politica i Casalesi si doveva ubbidire a loro chi votare. Ha avuto modo di conoscere direttamente Cosentino Nicola? No, direttamente no, non ho avuto modo di conoscerlo. Ha avuto modo di sapere se qualche sostegno elettorale è disposto dal clan a beneficio di Nicola Cosentino? Certo. Io ho fatto sostegno elettorale del Cosentino dovrebbe essere il 95. Può spiegare di cosa si tratta, se può essere più preciso? Io non lo conoscevo, a un certo punto Bidognetti Anielli mi riferisce che per questa elezione bisognava dare i voti a Nicola Cosentino perché loro avevano deciso così, i capi avevano deciso in questo modo. E io ho ubbidito, ho fatto, diciamo così, il mio dovere lì in paese, facendo tappezzare il paese di manifesti di Nicola Cosentino. Addirittura ho messo un mio parente a far tappezzare il paese diciamo così, di manifesti. Questo, diciamo così, abbiamo fatto campagna elettorale per lui in paese. Avete assunto anche spese, costi per questi manifesti elettorali, questo vostro impegno?
Io, diciamo così, io personalmente ci ho rimesso i soldi che ho dato a questo mio parente per fargli attaccare, poi i manifesti me li mandava tutto Bidognetti Aniello, lui mi mandava i manifesti, diciamo, se questo mio parente si dava da fare perché lui si prendeva, diciamo così, voleva essere, gli piaceva guadagnare e consumava, diciamo così, parecchi manifesti, e Bidognetti era costretto a mandare sempre questi, come si dice, questi manifesti. Le spiegò a Bidognetti Aniello perché aveva promosso questa candidatura, sostenendola? Sì, li mandava Bidognetti Aniello. Sì, le spiegò per quale motivo aveva indicato di votare Cosentino Nicola in questa campagna elettorale del 95? Ma chiedo scusa, la domanda non è conforme alle dichiarazioni rese dal test, perché il test ha detto che i capi avevano, Bidognetti Aniello l'aveva avvertito di una decisione dei capi. Sì, la domanda è comunque Bidognetti Aniello, lei parlò solo con Bidognetti Aniello, giusto? Guardi, non mi ricordo adesso chi era presente, se c'erano pure altri, però Bidognetti Aniello, in quel momento io, da quando sono uscito dal carcere, il riferimento che rappresentava il suo papà era Bidognetti Aniello. Sì. Bidognetti Aniello mi aveva detto che i capi, sarebbe suo padre, Sandokan, Walter, eccetera, avevano deciso che il loro referente era questo Cosentino, pure perché io un po' prima mi ero preso già una mezza tirata d'orecchio per la candidatura di Chianese Cipriano, e lui, diciamo così, ci tenne a sottolineare che il referente dei casalesi, il nostro referente, è il Cosentino. Bidognetti Aniello o altri le spiegarono quali erano, se vi erano utilità nel sostenere questa candidatura? Utilità per il clan? L'hanno spiegato, certo. L'hanno spiegato, certo. Che le disse? È perché per loro aveva preso accordi con i capi che era il referente del clan. In più si fidavano ancora di più del Cosentino perché c'erano anche degli intrecci di delle parentele con personaggi apicali di spicco dei Schiavoni. Se non mi sbaglio era cognato con non lo so, non ricordo se la sorella o il fratello il padrino Giuseppe Russo si era sposato alla sorella di Cosentino, oppure all'incontrario, adesso non ricordo con precisione, però c'era questa parentela stretta tra questi personaggi, e il Bidognetti mi disse che sicuramente con questa persona che il clan dei Casalesi ne trae un profitto. In questo profitto del clan dei Casalesi in cosa si esplicava in concreto, per quello che le fu detto? Sì, si esplicava, diciamo così, in leggi meno sfavorevoli per i mafiosi, come si dice, come posso dire, tutte quelle cose a favore dei cavilli, diciamo così, da trovare in tribunale, e in più quello che più premeva per noi, i pilastri, che avrebbe fatto sempre in modo di noi che questi due pilastri delle entrate, sarebbe appalti pubblici e rifiuti, rimanessero, diciamo così, aumentassero sempre di più. Ho capito. Senta, mi ha detto Bidognetti Aniello era il portavoce quindi del padre detenuto. Certo, in quel momento rappresentava il papà detenuto. Allora, ufficialmente per gli Schiavone il rappresentante dei Bidognetti era Bidognetti Domenico, però il Bidognetti Aniello, un po' perché ci eravamo conosciuti da piccoli, quando il papà era latitante, che ho cominciato a far parte lì a Villanova, mi sembra, in Abruzzo, dove villeggiamo, un po' perché lui aveva questo debole per Parete, la mamma di Parete, lui con me era lui quello che rappresentava il suo papà, diciamo così. Se Bidognetti Domenico, per chiamare me, faccio un esempio, bisognava che si rivolgeva prima a Bidognetti Aniello, altrimenti non riusciva non poteva chiamarmi se non lo diceva prima al figlio di Bidognetti Francesco.
Faccio questo esempio. Bidognetti Agnello, oltre a questo rapporto di referenzialità nei suoi rapporti, era anche operativo per il gruppo Bidognetti? Agnello, sì, certo. Quindi vorrei comprendere... Agnello è stato... Prego. Agnello, tramite lui io ho fatto omicidi per il papà, che è venuto lui a dirmi che bisognava fare, diciamo così, delitti a nome di suo padre, ecco. Mi può spiegare bene quali erano i rapporti in quel periodo, dunque, tra Bidognetti, tra il ruolo di capo di Bidognetti Domenico e questo ruolo sostanzialmente analogo di Bidognetti Agnello? Ora, per gli Schiavone era lui che andava dagli Schiavone, però se andava pure il figlio non c'era problema, però i Bidognetti avevano, ufficialmente era Bidognetti Domenico che andava lì, partecipava alle riunioni, riferiva rappresentava i Bidognetti Francesco, ufficialmente, però sì, tra di noi, il gruppo di Bidognetti si faceva quello che diceva Bidognetti Agnello, quando eravamo nel gruppo di Bidognetti, gruppo Bidognetti. Tra Agnello e Bidognetti Domenica, quello che comandava era Bidognetti Agnello, perché Agnello rappresentava il padre in mezzo a noi. Ho capito. Senta, vorrei comprendere, lei ha parlato in relazione al sostegno di Nicola Cosentino che vi ha ordinato Bidognetti Agnello, ha parlato di elezioni nel periodo del 95, ricorda che tipo di elezioni si svolsero in quell'anno per cui era stato richiesto il vostro appoggio, come ha descritto precedentemente? Era regionale, perché qualche anno prima si era tenuta in nazionale, era regionale, sì, l'elezione regionale. Fu poi eletto Nicola Cosentino a queste elezioni regionali del 95? Sembra di sì. Senta, ricorda se lo ricorda, con quale partito ebbe a schierarsi Nicola Cosentino nella sua candidatura a queste regionali? Il partito me lo ricordo benissimo, era Forza Italia. Vorrei sempre chiederle, ha parlato poc'anzi di Walter quando ha citato gli Schiavone, a chi si riferiva citando Walter? Il fratello di Francesco Schiavone. Fratello o cugino, se ricorda? Mi scusi? Fratello o cugino? No, io ho conosciuto Francesco Schiavone, io ho conosciuto Walter Schiavone, il fratello di Francesco, ho conosciuto il cugino di Francesco Schiavone che si chiama come lui, nome e cognome, però noi lo chiamavamo Cicciariello. Ho capito. Sarebbe Schiavone Francesco Cicciariello? Sì. Senta, volevo chiederle, mi ha spiegato di una parentela tra Cosentino Nicola e una famiglia di vertice del clan. Può indicarmi bene esattamente, se riesce a ricordarlo, ovviamente nei limiti in cui ricorda, quale fosse questa parentela? Allora, se la mia memoria non mi inganna, la sorella di Giuseppe Russo, detto il padrino, era fidanzato con il fratello di Nicola Cosentino. Ho capito. Ha fatto riferimento a un rapporto, diciamo, di parentela in senso lato, forse. Sì, una parentela. E senza poter precisare però come... Presidente, ho fatto una domanda, parentela è un termine ampio. Se l'imputato può essere... No, fidanzamento, no, ha parlato di cognati, di un rapporto di cognazio.
Presidente, se l'imputato può evitare di esternare direttamente, perché il codice non lo prevede. Per favore, per favore. No, chiedo scusa, ma possiamo riascoltare? Si è parlato di un rapporto di Cognazio, anche se non ha saputo precisare con la famiglia Russo, anche se non ha saputo precisare esattamente i termini. Io ho questo appunto e questo ricordo. Ha risposto alla domanda che era di precisazione e ha già risposto. Non so se c'è questione sul tipo di domanda, oltre a quella che è stata posta, in termini di parentela, e ha fatto una risposta. Mi sembra... Ha già risposto, ha già spiegato qual era questo rapporto, l'ha spiegato. Comunque la domanda qual è adesso? No, è finita, ha risposto, ha fatto la domanda e ha risposto, ha spiegato qual era questo rapporto. Vabbè, senta, ha citato Giuseppe Russo. Chi era Giuseppe Russo? Allora, Giuseppe Russo era, diciamo così, una persona di spicco, un membro di spicco degli Schiavone, ed era un killer spietato, diciamo così. Lui c'è stato un periodo che faceva da gruppo di fuoco con il cantiello, all'inizio che ricordo, con il cantiello Salvatore, che faccio questo sempre per indicare che tutti i giorni erano operativi, sarebbe tutti i giorni ammazzavano per il clan dei Casalesi. Io l'ho conosciuto in un'occasione dove, che poi non furono loro, diciamo così, poi lo uccidemmo noi, vennero a Parete perché c'era un personaggio, diciamo così, che era un nemico dei Moccia, dove lui stava, se non mi sbaglio era latitante in Parete, e venne insieme a Cantiello Giuseppe, il padrino venne, Cantiello Salvatore e un inno, sarebbe Iovine, adesso non ricordo il nome, però un inno lo chiamiamo, dove i Casalesi l'avevano mandato per uccidere questo, se non mi sbaglio, Effigie, che poi non andò in porto, ed era un personaggio, già dall'inizio era un personaggio che faceva questo, poi man mano la sua carriera, ed era una persona di spicco di Francesco Schiavone. Iovine Oninno sarebbe Iovine Antonio detto Oninno? Ferrara, la persona che ha indicato come Iovine col soprannome Oninno sarebbe Iovine Antonio detto Oninno? Ah sì, Iovine, sì, adesso forse è un lapsus, però è lui. Senta, oltre a Russo Giuseppe Padrino conosceva altre persone? Guardi, forse non la sento. Allora, perché io mi sente adesso? Mi sente? Sì, adesso benissimo. Parlerò più forte, più vicino. Volevo chiederle, oltre a Russo Giuseppe Padrino, conosceva altre persone della famiglia Russo legate al clan? Sì, allora ho conosciuto il fratello, adesso non mi ricordo, non mi viene il nome, perché era un giocatore d'azzardo. Io avevamo una bisca clandestina e loro venivano a giocare in Parete spesso, a parte che forse l'avevo già conosciuto a casa dei Bidognetti, però ho conosciuto, diciamo, l'ho visto spesso che veniva a giocare in Parete. Oltre a questa conoscenza per ragioni di gioco, aveva rapporti questo fratello, se ricorda il soprannome, aveva dei rapporti comunque con il clan, che lei sappia? Sì, faceva che io ricordi allora era una, come si dice, almeno a quel momento lui prendeva degli appalti pubblici, faceva dei lavori, era un imprenditore, ecco, però sfruttava la supremazia dei Casalesi. Ricorda il soprannome di questo fratello di Russo Giuseppe?
Guardi, non la sto sentendo, io la vedo parlare, però ricorda non... il nome o un soprannome di questa persona, di questo fratello di Russo Giuseppe? Mi ha sentito? Ricorda... Sì, guardi, adesso non ricordo, forse potrebbe essere Massimo, però io adesso non riesco a ricordare. Un soprannome se lo ricorda? No, guardi, non riesco a focalizzarlo adesso. Senta, vorrei chiederle, ricorda di dove fosse originario Nicola Cosentino? Certo, era un casalese. Intende dire originario di quale comune? Mi scusi, prego, non ho capito. Ha detto era un casalese, originario di quale comune? Se può esplicitarlo. Casal di Principe. Casal di Principe. Mi scusi, Casal di Principe, Casal di Principe. Sì, è scontato, però se può essere più preciso. Senta, fu la prima volta quella quando gliene parlò Bidognetti Aniello del sostegno a Nicola Cosentino, che aveva sentito parlare di Nicola Cosentino? No, era una famiglia famosa. Avevo già sentito parlare di loro. In che termini ne aveva sentito parlare? In termini che prima di tutto già diciamo così una famiglia però vicino agli Schiavone, ecco. Una famiglia vicina agli Schiavone, chi è che ne aveva parlato e in che, se può essere più preciso in relazione a questa vicinanza? Diciamo così, parlavamo con i Bidognetti e c'erano ogni tanto loro parlavano parlavamo di queste famiglie potenti che erano vicino a loro, come che ne so, di Chianese Cipriano, Vassallo, oppure i Passarelli, oppure come i Cosentino, in questi termini, ecco. Ho capito. Che favorivano il clan dei Casalesi per alcune operazioni. Senta, durante la sua collaborazione lei ha confessato la partecipazione a numerosi omicidi, senza che ce li descrive e indica tutti. In modo rilevanti, sì. Non abbiamo sentito bene, mi scusi Ferrara. Sì, io purtroppo diciamo così un numero rilevante di operato per i casalesi in parecchie zone, sì, di omicidi. Li ha confessati quindi durante la sua collaborazione? Adesso non l'ho sentito. Dottore. Li ha confessati durante la sua collaborazione questi omicidi? Sì, prima non avevo, diciamo così, che risultava a me, almeno ufficialmente, io non ero indagato di nessun omicidio, niente. Quindi l'unica ordinanza di custodia cautelare che era stata emessa era per associazione mafiosa e estorsione? Sì, solo quello. Perché iniziò a collaborare Ferrara? Questioni prettamente familiari, private, sarebbe mio figlio, è nato e mi ha cambiato, ecco. Mi ha fatto cambiare il modo di pensare, tutte le sue varianti. Senta, ricorda se parlando con... Non la sento, dottore. Non la sento. Mi sente Ferrara? Sì, adesso sì, prima no però. Ricorda se prima di assumere il comando diretto della zona di Parete per conto di Bidognetti e del clan dei Casalesi, ricorda se ha avuto modo di parlare con Felicello Domenico per quanto riguardava analoghi o altri soggetti sostenuti dal Felicello stesso? Era un politico, diciamo che era appassionato di politica, sia lui che il papà. Il vero politico, diciamo così, era il papà. Loro erano di sangue socialista, il loro leader assoluto per loro era Di Donato e poi qualche volta pure Mastrantuono, diciamo così, però il loro leader era
di Donato. Loro erano appassionati di politica e gli facevano tantissimi voti, ma già da prima che io facessi parte del clan. Allora sì. Scusi, parlando del padre di Felicello Domenico, a chi si riferisce? Felicello? Feliciello Raffaele. Feliciello Raffaele. Mi può spiegare questa passione, chi gliel'aveva parlata e come si era estrinsecata, se si era estrinsecata dal punto di vista di apporto del gruppo di Parete nel periodo reggenza Felicello? Allora, il Feliciello Raffaele era una miniera di voti per il Partito Socialista, a causa del figliolo, diciamo così. Il Partito Socialista a Parete di Donato, Mastrantuono hanno preso sempre voti, già prima che io facessi parte del clan. Poi quando sono entrato a far parte del clan me ne hanno parlato il Feliciello Raffaele, il Feliciello Domenico, diciamo così, che io ricordi. Adesso faccio un esempio: quando ci fu che il clan mandò l'ambasciata, bisognava votare Martucci, in quel periodo, il Feliciello Raffaele con il papà, comunque loro lo stesso, la loro passione, diciamo così, non hanno obbedito al 100% ai casalesi riguardo a quella votazione in relazione a Martucci. Hanno fatto un po' proprio per la loro passione ai socialisti di Donato e Mastrantuono. Questo glielo dissero sempre i Felicello? Sì, questo hanno detto loro. Senta, vorrei comprendere, lei ha parlato di questo sostegno al Cosentino per le regionali del 95, come è avvenuto nel concreto la propaganda elettorale a favore di Cosentino nelle zone della vostra influenza? Forse non ho capito la domanda. Dunque, lei ha parlato di questo sostegno. Dal punto di vista concreto, come si sostenevano, come si consigliava, se si consigliava agli elettori il voto? Come avveniva concretamente la diffusione, divulgazione di una intenzione di voto? Il primo appoggio, diciamo che il primo tassello erano i componenti del clan e tutti i fiancheggiatori. I componenti del clan, sarebbe ogni componente ha tutta la sua famiglia, i suoi cugini, eccetera. La prima cosa sono loro, poi i fiancheggiatori, poi man mano quelli lì che noi, come si dice, avevamo crediti, sarebbe che non ci potevano dire di no, che hanno fruito dei nostri servizi. E poi, perché poi, come si dice, nelle urne il voto è segreto, non è che poi uno li poteva controllare, però man mano che si parlava con le persone più influenti, gli dicevamo chi è che bisognava votare, loro votavano, diciamo così. All'inizio, quando lo faceva il Feliciello, il papà di Feliciello era un vero politico, andava casa per casa. Noi, diciamo, almeno io non l'ho fatto, che sono andato io casa per casa, nemmeno il Feliciello, però il papà, per esempio, che lui per il clan faceva voto, andava casa per casa, e lui era il padre di Feliciello Domenico, diciamo così, era più in gamba di noi. Io nello specifico quando ho fatto diciamo così, a parte che abbiamo tappezzato il paese di manifesti, poi il segnale era che questo che tappezzava era un mio parente, in più c'erano altre persone di Bidognetti che lo stesso erano persone influenti, e pure loro, faccio un esempio, come tipo pure il Tamburrino Luigi, un altro parente di Bidognetti, che anche lui diciamo così, aiutava la causa. E niente, in questo caso noi cominciavamo dal nostro gruppo, tra i parenti, e poi tutti quelli là che incontravamo, le persone più influenti, imprenditori, eccetera.
Senta, quando Bidognetti Aniello le ha parlato della indicazione di voto da parte del clan a Nicola Cosentino, indicò, oltre quello che ha detto, anche, diciamo, si riferì anche all'assenso o comunque alla decisione dei vertici del clan? Una decisione del vertice del clan. Allora, lui mi disse che i capi, la cupola, lui diciamo così, usava pure questa parola, aveva deciso che bisognava votare Nicola Cosentino. Parlo della cupola, il clan era formato da Francesco da Sandokan, Cicciariello, Walter Schiavone e suo padre. Grazie, nessun'altra domanda. Non l'ho sentita, dottore. Nessun'altra domanda. La difesa? Sì, Presidente, qualche precisazione. Chiedo scusa, signor Ferrara, buonasera innanzitutto. Volevo chiederle, nel 1994, alle elezioni politiche, il clan a chi ha portato? C'è qualche politico che è stato sponsorizzato dal clan dei Casalesi e da lei in particolare? Ferrara ci sente? Sì, la sento, buongiorno, la sento. Allora, l'avvocato De Caro stava facendo le domande. Avvocato, se vuole ripetere cortesemente. Le ho chiesto, signor Ferrara, se ricorda alle elezioni politiche del 1994 se vi fu un candidato sponsorizzato dal clan dei Casalesi e da lei in particolare. Ora, prima voglio specificare, io prima non ho sentito proprio la domanda, non ho sentito proprio parlare, per questo non... Sì, ma infatti c'è stato un blackout anche televisivo. Poi riguardo al 94, io nel 94 ho ricevuto una mezza tirata d'orecchio proprio a causa delle votazioni, perché io all'inizio mi ero impegnato con il chianese Cipriano, e poi mi hanno fatto sapere che diciamo così, questa iniziativa almeno diciamo così, parliamone e tutto il resto, perché loro mi hanno fatto sapere che non era il loro candidato. Chiedo scusa, questo glielo hanno fatto sapere, lei lo ha già riferito alla Corte d'Assise nel verbale precedente, glielo hanno fatto sapere durante l'attività elettorale, la campagna elettorale, giusto? Cioè a un certo punto le hanno detto: vedi che il nostro candidato non è chianese, fermati, più o meno. Risponde al vero questo? Sì, perché c'è stata un po' di confusione, perché quel periodo noi eravamo stati appena scarcerati in carcere, Bidognetti Francesco con la custodia cautelare, chianese Cipriano anche lui era stato arrestato, comunque c'era un po' di confusione su questa situazione. Io diciamo così, stavo partecipando a una cosa che credevo in buona fede, e poi invece Bidognetti Aniello mi ha riferito che no, dovevo aspettare loro prima di... Dovevate aspettare, ma lei aveva iniziato, si era attivato già per appoggiare chianese Cipriano? Quando le arrivò il messaggio di fermarsi? Ah sì, avevo già incominciato. Sì. Avevate già incominciato. E che cosa le fu detto in quel momento? Perché lei si doveva fermare? Perché per loro il candidato di chianese Cipriano non me l'avevano detto loro. Dice: chi te l'ha detto che dovevi aiutare chianese ma le hanno Cipriano? Non te l'abbiamo detto, non è lui. Le hanno detto solo questo? Le hanno detto solo questo? Le hanno detto anche perché noi abbiamo un altro candidato?
Avvocato, non la sento, io la vedo gesticolare, però non la sento. Le chiedo scusa, ma io Di questo non può fare. più di parlare lentamente non riesco a fare. Vediamo se mi riesce a capire. Dico, le hanno detto anche chi era il candidato che loro appoggiavano e che lei doveva portare? No, in quel momento preciso, no, che io ricordi, noi abbiamo parlato soltanto del Chianese Cipriano, che mi sono preso sto mezzo rimprovero, però che io ricordi non ne abbiamo parlato, mi sembra, del candidato qual era il loro candidato. È sicuro di questo ricordo? Se può fare mente locale, può sforzarsi di ricordare bene, se in quella sede poi non le hanno Avvocato, detto... io non la sento proprio, comunque. Mi sente adesso, signor Ferrara? Sì, adesso l'ho sentita, in questo momento sì. Allora le dicevo, è sicuro, se può fare uno sforzo e ricordare bene, se in quel momento non le dissero che non bisognava portare Chianese Cipriano perché loro avevano cambiato politico di riferimento in quel momento e quindi lei doveva fare altro. Se parliamo politicamente, altro sicuramente, io non ricordo che politicamente, diciamo così, ho aiutato qualcun altro. Questo sembra che me lo ricordi, non ho aiutato altri riguardo politicamente. Quello che non ricordo se già in quel momento mi abbiano detto no, chi era il loro riferimento, ecco. No, perché lei rispondendo al pubblico ministero innanzi alla Corte d'Assise ha risposto in questo modo. Allora, signor Ferrara, mi sente adesso? Posso? Signor Ferrara, mi sente adesso? Non mi sente. Credo che sì. Come dire, in una fase non di riflessione, quindi non mi sente. Posso? Signor Ferrara, mi sente adesso? Sì, speriamo bene, sembra che la sento. Sì. Senta, le volevo chiedere, lei nel chiedere i voti per l'onorevole Cosentino ha operato pressione, li chiedeva e basta, oppure ha dovuto operare pressioni nei confronti degli elettori? O si è limitato a chiederli? Io, diciamo così, tutti quelli che io ho chiesto, tutti quanti gentilmente dicevano mi assecondavano. Poi se l'hanno fatto poi nelle urne, questo non glielo posso assicurare, però non serviva a minacciare, perché una volta che io gli parlavo a mio cospetto nessuno ha avuto il coraggio di dirmi faccia e faccia. Diciamo così, no, io non lo voto perché io voto un altro partito. Senta, sa quanti voti ha avuto poi l'onorevole Cosentino nella circoscrizione
come dire, dove lei operava? Non lo ricordo, non lo ricordo. Sa quanti... Lei ha mai, come dire, verificato o saputo più o meno quanti erano i voti che il clan controllava? Il clan, mi riferisco al suo clan in maniera specifica, cioè al suo sottogruppo, quello di Peparete, mi pare che si chiami, giusto, pubblico ministero, se no poi mi corregge, dice che sbaglio i paesi. Allora io, avvocato... Dicevate, scusatemi, avevate un'idea di quanti erano i voti che controllavate? Allora, come ho riferito prima, bisogna chiarire una cosa, io non ero uno passionale della politica, diciamo così, come ho riferito, il passionario era il Fedicillo Raffaele con il papà. Io l'ho fatto obbedito, come si dice, ho obbedito al mio capo, diciamo così, ho fatto questo servizio, però se dovrei dirle adesso che mi interessava che ne so, dei voti oppure del serbatoio di voto che io potevo procurare, eccetera, eccetera, io ero un giovanotto, può darsi pure che ci sono giovanotti passionati di politica, però io le posso confermare che non era un passionario di politica che mi interessava, diciamo così, nello specifico, ecco. Senta, solo qualche ulteriore precisazione. Lei già prima ha detto che non ha mai conosciuto l'onorevole Cosentino personalmente, giusto? Sì, giustissimo, sì. Lei ha mai chiesto qualche favore o ottenuto qualche favore dall'onorevole Cosentino, lei personalmente? Io personalmente no. Io non ho altre domande, grazie Presidente. Avvocato Montone. Sì, signor Ferrara, buonasera. Anch'io soltanto un paio di domande. Lei buonasera sa a lei. Da quanto tempo, in che data il fratello di Nicola Cosentino si era fidanzato con la sorella di Russo? Ha parlato di questa parentela, no? Che le venne riferita. Certo, avvocato, certo. E sa più o meno da quanto tempo erano fidanzati il fratello di Cosentino con la sorella di Giuseppe Russo? Sicuro che me l'abbiano riferito, però io non ho memorizzato questa cosa. Non ha memorizzato. Senta, con riferimento alle ragioni per le quali bisognava appoggiare, secondo l'indicazione ricevuta da Agnello Bidognetti, l'onorevole Cosentino, Agnello Bidognetti fu specifico con lei? C'era stato una intesa preventiva, si erano incontrati, c'erano ragioni specifiche? Salesi non regalano niente per niente, diciamo così. Loro mi hanno detto che questa persona si era impegnata con loro, che c'erano dei profitti, lui avrebbe rappresentato il clan e c'erano dei profitti per il clan. Faceva gli interessi del clan. Ma questa è una sua deduzione o le fu riferito? Perché lei... le contesto il contenuto dell'interrogatorio reso il 19 febbraio del 98, a domanda specifica, foglio 41 del trascrittivo, così risponde al pubblico ministero: la cupola ha detto che dobbiamo votare Nicola Cosentino perché ha una parentela con un certo Giuseppe Caterino che si chiama Giuseppe Russo, la sorella è fidanzata con il fratello di Russo. Presidente, se questa è una contestazione deve essere riportata anche dalla parte precedente, avvocato, perché sennò è una contestazione, diciamo, monca. Quindi c'è una contestazione più precisa dove non trovo difformità rispetto a quello che ha dichiarato l'esaminato, forse mi dovrei sbagliare io, ma insomma è molto chiara la risposta. Sono 4 righe sopra. Sì, vabbè.
la risposta specifica era questa: non posso dire perché si appoggiava a un personaggio politico anziché un altro. Gli ordini venivano direttamente da Bidognetti, loro dicevano che ci rimettevano appalti pubblici e sempre minore tensione sulla camorra. Questo è quello che dicevano. Poi direttamente non ci ho mai parlato. Domanda del pubblico ministero: chi è che disse questo fatto della minore tensione? Proprio Bidognetti? Sì, Bidognetti. Agnello addirittura si vantava. Quando diceva una cosa già si era messo d'accordo con Schiavone e queste cose erano tutte decise dall'alto, ossia da Bidognetti e degli Schiavone. Bidognetti Agnello mi disse che quando parlavano in generale diceva: la cupola ha detto che dobbiamo votare Nicola Cosentino perché ha una parentela con un certo Giuseppe Caterino che si chiama Giuseppe Russo, la sorella è fidanzata con il fratello di Russo. La cupola aveva deciso di appoggiare Cosentino Nicola in quanto parente di Russo Giuseppe, detto il padrino. In proposito mi sembra che una sorella di quest'ultimo era fidanzata con un fratello di Cosentino. Quindi questo è il contenuto di quanto lei nel febbraio del 98 ha riferito al pubblico ministero, cioè in sostanza a domanda del PM non fa riferimento a accordi che le sarebbero stati riferiti da Bidognetti, non fa riferimento a ulteriori indicazioni, ma lega l'indicazione. Presidente, mi oppongo alla contestazione. Avvocato, ma lei prima non ha detto che si erano messi d'accordo con gli Schiavone in quel passo che ha letto? Da Bidognetti loro dicevano che ci rimettevano appalti pubblici e sempre minore tensione sulla camorra. Ho detto così. È la stessa cosa che ha detto l'udienza, francamente. Mi pare che non ci stava una difformità. Comunque resta incartato. Perdoni, la domanda a domanda specifica. Posso rispondere? A domanda specifica nel 98 il collaboratore di giustizia rende una risposta altrettanto specifica, che quello che gli fu detto al di là delle sue deduzioni è che bisognava votare Cosentino in quanto parente di Russo. Presidente, mi oppongo chiaramente alla domanda, non è una contestazione, ha detto chiaramente da Bidognetti loro dicevano che ci rimettevano appalti pubblici e sempre minore tensione sulla camorra. È un'efficace sintesi resa nel 98 di quello che ha detto a dibattimento oggi, un po' più specificato, ma naturalmente. Ma c'è un altro passo in cui diceva pure mi oppongo alla parlavano con gli Schiavone o simile. Presidente, mi oppongo alla contestazione così contestata perché palesemente il brano. Vabbè, la contestazione resta, poi magari però, se volete che il Tribunale possa meglio valutare la correttezza della contestazione. Sì, ma noi siamo d'accordo anche alla acquisizione di questo verbale. Nei limiti ovviamente di questa valutazione. Difficoltà. Sì. E quindi a questo punto rispetto alla domanda fatta. Però il test voleva dire qualche sì, perché voleva dire qualche cosa. L'abbiamo interrotto. Prego, signor Ferrara, l'abbiamo interrotta, poi ci siamo messi a parlare tra di noi. No, vorrei solo, diciamo così, specificare che quell'interrogatorio, se lei legge l'interrogatorio, forse c'è scritto da qualche parte, era soltanto un interrogatorio generico, perché era stato il mio primo interrogatorio, abbiamo parlato, non lo so, mi sembra tutta la giornata. Guardi che è l'unico che ci è stato depositato, tutti gli omicidi. Non ne abbiamo altri di interrogatorio. Abbiamo parlato in modo generico di tutti gli omicidi, di tutte le estorsioni, abbiamo accennato a questa cosa, infatti lì non c'è scritto nemmeno che io in che modo ho fatto campagna elettorale, voglio dire io, i dettagli su niente, in quell'interrogatorio i dettagli non c'erano su nessun episodio che io ho riferito, solo questo volevo sottolineare. Era come si dice, un verbale generico di quello che io potevo riferire. Questo era il succo del verbale. E mi perdoni, ma lei ha reso in riferimento all'appoggio elettorale a favore di Nicola Cosentino anche altre dichiarazioni più di dettaglio? Guarda, adesso io non ricordo, ho ricevuto talmente tanti interrogatori che non ricordo, dal 1998, però in quell'interrogatorio lì era generico, quello è il primo giorno che io ho incontrato un magistrato. No, questo l'abbiamo compreso, perché lei faceva riferimento a un interrogatorio generico dove non parlava delle modalità con le quali aveva appoggiato Cosentino. Poi le ho chiesto, ma lei in un'altra occasione ha parlato in dettaglio dell'appoggio fornito a Cosentino Nicola?
Io ho subito talmente tanti interrogatori che se me l'hanno domandato io sicuramente ho risposto. Adesso non ricorda? Non lo ricorda? Sono tantissimi gli interrogatori che io ho dato, Sì. Avvocato. Va bene, Vabbè, chiaro la senta, risposta. le fu detto di appoggiare Nicola Cosentino solo alle regionali del 95 e anche in occasione delle campagne elettorali precedenti? Io personalmente ho ricevuto l'indicazione su Cosentino solo su queste elezioni. Ho capito. Senta, e invece alle elezioni politiche del 94 le fu Già data abbiamo indicazione... detto, però, Prego? del 94 ha già riferito che lui aveva avuto, diciamo, era Indicazioni stato su Chianese. ripreso, però poi non ha saputo dire alle domande dell'avvocato De Ca se gli veniva poi proposto un altro nominativo. Era stato ripreso perché appoggiava Chianese. Quindi comunque mi perdoni signor Ferrara, quindi l'unica indicazione, lei lo ribadisce, fu nel 1995. Io ricordi sì. Ho capito, quella dei manifesti tappezzati. Sì, lo sappiamo. Nessun'altra domanda, grazie. Il pubblico ministero deve completare l'esame? Siccome è rimasta, diciamo, appesa una domanda, poi per ragioni di disturbo della linea non si è Sì, prima del proceduto. disturbo, Allora, sì, mi scusi, c'era un'altra domanda. volevo chiedere, siccome la difesa le ha fatto la domanda, se non glielo ripeto troppo, però se in occasione del fatto che fu ripreso in ordine al fatto che aveva speso senza chiedere l'autorizzazione o indicazioni dai vertici, si era speso per sostenere le elezioni alle politiche del 94 di Chianese Cipriano, le è stato chiesto se Guidonetti Agnello le aveva fatto un nome di una persona diversa da Chianese Cipriano che il clan avrebbe in teoria sostenuto. Riprendendola, lei ha detto di non ricordarsi, se ho capito bene. Volevo rappresentarle che alla Corte d'Assise, pagina 79 del verbale dell'udienza del 3 febbraio 2012, che è stato acquisito al facevo del dibattimento, lei ha dichiarato, pagina 79 appunto, mi avevano spiegato, leggo la parte di interesse per ragioni di speditezza, mi avevano spiegato perché avevano trovato, diciamo così, bisognava, come si dice, avevano cambiato persona, ecco, via facendo volevano cambiare destinazione di persona, avevano cambiato persona. La domanda è: avevano scelto un'altra persona? Chi era la persona che era stata individuata per sostenere il clan, da sostenere il clan alle elezioni? Cosentino, lei ha dichiarato. Cosentino di nome, sa il nome di Cosentino? Lei ha dichiarato Nicola Cosentino. All'epoca ha detto quindi che quando fu ripreso da Guidonetti Agnello le fu fatto il nome della persona che era sostenuta dal clan. Il nome di Cosentino mi è stato fatto sicuramente. Io quello che non ricordavo è se me l'ha fatto il giorno che, diciamo così, mi ha una mezza tirata d'orecchio, oppure qualche giorno dopo. Questo però, come si dice, il cambiamento di persona, questo qui me l'hanno riferito, era risaputo, ecco. E a me, nello specifico, me l'hanno detto proprio perché io stavo continuando su una persona che loro non ritenevano più opportuno, diciamo, se non ritenevano opportuno che rappresentasse il Casalesi come referente politico nazionale. Ho capito, grazie. Nessun'altra domanda? Allora, non ci sono più domande, possiamo quindi terminare l'esame di Ferrara.